L'ennesimo grave incidente. Noi abbiamo incontrato la prefettura nella persona della dottoressa Motolese 15 giorni fa e avevamo denunciato questa situazione. C'è stata una riunione in prefettura alla presenza della polizia stradale e del viceprefetto Motolese, dove noi abbiamo detto questa situazione. Conscio della problematica che affligge via Orlando già da troppi anni, l'assessore Boraso da tempo sta cercando una soluzione, ma denuncia. La città da Tessera a Campalto, lungo la via Orlando, ormai siamo invasi da NCC, da tutto il Veneto, corrono all'impazzata. Ma oltre il comportamento che in molti definiscono scellerato degli NCC, Boraso evidenzia un altro aspetto fondamentale. La cosa poi più grave di tutti è il fatto che ANAS, che non è il Comune di Venezia, è lo Stato, non finisce l'opera che da anni è attesa. Doveva essere inaugurata a luglio del 2019 e non finiscono lo scavo sotto la via Gobbi. Doveva essere inaugurata a novembre e adesso hanno spostato la fine lavori ad aprile 2020. È facile dire che forse se questa opera era conclusa quell'incidente non si sarebbe accaduto, perché di fatto quel tratto di città dal cimitero di Campalto fino a via Sabadino diventerà strada comunale, ma finché è statale lì passa il mondo. E quindi la grande preoccupazione è che negli ultimi soprattutto 24 mesi, da quando è esploso, hanno raddoppiato quasi si può dire il lavoro sull'aeroporto di Venezia, da tutto il Veneto sono confluiti questi NCC che arrivano e corrono all'impazzata. Ho chiesto alla Polizia Municipale di cominciare a fermarli, controllare chi ha il diritto o non ha il diritto di attivare le proprie attività in provincia di Venezia. Ovviamente noi cercheremo di fare tutto ciò che possiamo fare, ma anche spronando ANAS a finire questi sacrosanti lavori del bypass di Campalto.